Sicut locutus est a Patris nostros, abravit similis in
Grazie. Dalla sofferenza del Magnificat alla composizione con la quale chiudiamo la nostra serata. Lo facciamo con la gioia del Gloria, l'inno degli angeli. Anche in questo caso l'opera è pervasa da un riferimento numerico teologico. La struttura della composizione, simile a quella del Magnificat, è caratterizzata da una simmetria armonico-strutturale che richiama, pensate un po', l'architettura tipica delle facciate dei palazzi veneziani. L'opera è caratterizzata da una spiccata musicalità, grazie anche al contributo di strumenti che arricchiscono l'accompagnamento degli archi e del continuo. Invito quindi a raggiungerci Mauro Feltrin alla tromba e Riccardo Foladora all'oboe. Prima di richiamare il maestro e le soliste, ricordo che le 3 compagini questa sera qui impegnate avranno delle altre serate prossimamente, quindi l'Orchestra Giovani Archi Veneti si esibirà il 16 dicembre a Castelfranco, Mozart, e il 17 dicembre a Treviso, il coro Le Sorgenti il 20 dicembre nella chiesa di Salsa, qui a Vittorio Veneto, il 17 dicembre a Maserada e il 26 dicembre a Revine Lago. Il coro Anzano invece sarà a Gorgo al Monticano il 17 dicembre e il 6 gennaio pomeriggio, classico concerto di Infuocanto, a Sarmede in teatro. Signore e signori, pregandovi ancora una volta di prestare attenzione alla suoneria dei cellulari e a non interrompere l'esecuzione, a voi gloria, buon ascolto.